La mostra sulla cavalleria apre l'edizione 2021 della Fiera di San Osvaldo. Perché questa mostra? È una cosa meravigliosa, secondo me, è stato un input che abbiamo avuto insieme e ringrazio l'Arma dei Cavalieri, naturalmente. L'inizio è nato così, se devo dire in breve la cosa, che Vittorio Veneto, tempo fa per festeggiare il centenario, ha fatto una bellissima cosa con la cavalleria. E allora mi sono risparmiato questo momento storico e ho trovato una collaborazione infinita. Devo sempre ringraziare dalla Presidenza tutti i personaggi e particolarmente oggi sono felice perché vedo che è un capolavoro. Questa mostra ha girato un po' tutta Italia e con solo lo stile del volontariato. Ho visto 2 persone meravigliose, anzi 3, che hanno collaborato con me e che hanno fatto questa opera d'arte, che 1000 persone dovrebbero vederlo. È una conoscenza, è una storia, è una roba importantissima. Quando è possibile vedere la mostra? Allora, a partire da martedì, tutti i giorni, dalle 15:30 alle 18:30, fino alla domenica prossima, che è il clou, diremo, della festa della Fiera di Sant'Osvaldo. Apre la mostra e poi la fiera prosegue. Certamente, grazie. Prosegue dopo lo dirà magari il rappresentante della cavalleria, che sarà giovedì, il prossimo appuntamento sotto la loggia per loro, e credo che abbiano fatto un invito importantissimo, anche questo è una cosa importante proprio nella piazza. Una cosa molto bella e particolare è il venerdì 30, che è un convegno nazionale, chiamiamolo così perché l'entusiasmo è tanto, la gente è già prenotata parecchio, sulle viti resistenti, che è una cosa particolare. Noi che siamo in mezzo al Prosecco, c'è anche un'attività molto importante per quanto riguarda questo, con dei relatori internazionali. Cosa è possibile vedere in questa mostra? La mostra parte da fine 800 e arriva fino agli anni 60. Si può vedere da elmi del 1800, un elmo dell'età umbertina, perciò 1878, divise che vanno dal 1903 alla fine della Prima Guerra Mondiale, materiale storico di trincee, cosa che anche la cavalleria ha combattuto in trincea, materiale della Seconda Guerra Mondiale, con divisa sempre della Seconda Guerra Mondiale, tutto materiale storico originale messo a disposizione dei nostri collezionisti, dagli amici e tutto il resto. Materiale ce n'è di storico e di valore ce n'è da montagna da vedere. Questa è una mostra itinerante, gira molte volte per l'Italia, perciò di conseguenza fino al 1° agosto è visibile qua a tutti. L'Associazione Nazionale Arma Cavalleria festeggia i suoi primi 100 anni di vita, un bel traguardo. Esattamente, è stata fondata a Milano 100 anni fa dai reduci della guerra del 15-18. Sono qua a Vittorio Veneto non solo per inaugurare la mostra, ma anche per ringraziare tutti i nostri dragoni, cavalieri, lancieri e cavalleggeri che hanno partecipato a fare la mostra, a realizzare la mostra. E questo è lo spirito che deve esserci fra di noi. Si lavora soltanto per l'obiettivo di far conoscere l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. La cavalleria torna a Vittorio Veneto. Sì, esattamente. Dopo 3 anni noi siamo veramente orgogliosi di poter ritornare nella città che ci ha dato tanto lustro e, come ho detto in altre occasioni, ci ha ospitato in una maniera veramente calorosa e passionale, e quindi per noi è proprio un piacere poter essere presenti di nuovo qui. E in questa occasione dobbiamo ringraziare il presidente dell'associazione Ceneda, il signor Bianchi, che ci ha interpellati, visto che la fiera di Sant'Osvaldo quest'anno è incentrata sul cavallo. Ovviamente è il nostro, appunto, è il caso di dirlo, cavallo di battaglia, e quindi siamo ben lieti di poter partecipare con una serie di manifestazioni, con questa mostra che è stata allestita in maniera ottimale, e quindi speriamo che anche la popolazione ci dia ancora quel caloroso riscontro che ci ha dato 3 anni fa. Dopo un anno di stop torna la Fiera di Sant'Osvaldo. Cosa rappresenta per la città? È un ulteriore elemento che ci spinge a tenere duro. Noto che tutte le associazioni, compresa l'associazione Ceneda, scalpitano, si impegnano, sono pronti a riesplodere con la vitalità
che c'era proprio prima di questi tristi eventi. Mi auguro che questa ulteriore ondata, che per il momento è abbastanza contenuta, ma che ci induce alla prudenza, non rallenti l'attività delle nostre associazioni. Io le ringrazio per tutto quello che hanno fatto, per come sanno rinnovarsi anche nei temi trattati, e quindi è un momento importante per la città e io, ripeto, ringrazio tutti loro.